Slow Tour nella pianura padana. È slow per forza perché sono a cavallo di Astore. Era la moto del mio babbo, non fa più dei 60 all'ora. Comunque è un attrezzo molto padano. Perché un giro nella pianura padana? Per raccontare l'agricoltura. L'agricoltura per noi consumatori, cioè per capire le cose che mangiamo, chi le fa, come si fanno, da dove vengono. E perché è in pianura padana? Ma perché è una delle zone agricole più produttive. E d'altra parte parliamo di tutto perché l'agricoltura è paesaggio, l'agricoltura è ambiente, l'agricoltura naturalmente è gastronomia, l'agricoltura è storia. E a questo proposito qui sono dalle parti di Vigevano, dove si può dire che è nata l'azienda agricola moderna. In questo slow tour per la pianura padana partiamo appunto dalla storia. Eccomi alla Sforzesca, la prima azienda agricola razionale realizzata nel 1486. Oh, Ludovico il Moro qua poteva farsi la sua villa di campagna e invece no, ha fatto un'azienda agricola, forse la prima azienda agricola razionale. Guarda i quattro torioni, poi era tutto attrezzato per i bacchi da seta e poi ecco quelle erano le casette dei braccianti, dei lavoranti, e poi una cosa importantissima, le stalle. Forse nel progettare la stalla ci ha messo lo zampino anche lo stesso Leonardo, perché era una novità tenere le vacche dentro la stalla. Ma chi è? Ah, ciao Patrizio! Ma che sorpresa! Chef Iro, il mio amico Iro, cosa stai facendo qua? No, adesso sto misurando la lunghezza. Guarda, solo 150 centimetri. Addirittura altezza, guarda Patrizio. Iro, il mio amico cuoco giapponese, col puntiglio tipico orientale, ha fatto una scoperta. Allora, forma era così, posizione era così. Le vacche di una volta erano più corte di quelle di oggi. Pure 150, proprio piccolissima. Sì, proprio. allora una vacca moderna adesso farebbe la cacca fuori e anche la pipì. Ma devi capire, Iro, Sì. che questa stalla qua l'hanno concepita, l'hanno costruita alla fine del 400. Questa è la storia dell'agricoltura padana e italiana. Ah, infatti, quindi sono venuto qui per fare uno studio sui prodotti della cucina padana. Quindi io voglio realizzare un piatto un po' fusion, come posso dire, la cucina giapponese un po' alla padana. Ma no, ti interessano i prodotti? Veramente? Ma veramente? Veramente? Veramente tantissimo. Ma allora vieni con me! Posso? Ma sì, ma io sto per partire qua per un'altra puntata di questo viaggio nella pianura padana alla ricerca dei prodotti, chi li fa, come si fanno. Già, non vedo ora, dai. Patrizio, allora andiamo? Sì, sono in moto io, Ma dai, Iro, ti presento Astore. che bella moto! Ah sì, ha circa 70 anni, eh? È molto padana perché, diciamolo, assomiglia un po' a un trattore. Mi sembra questa moto ispirato da un vero ragù con formaggio. Beh, vabbè, no, Iro, non è che puoi vedere tutto in termini gastronomici. Comunque, pronto prima di partire? Ah, beh, devi perfetto. omologarti, eh? È un rito questo. Allora, questo è il tuo casco. Iro, 3, 2, 1. Ecco! Perfetto, sei omologabile, possiamo partire. Vado. Il mio viaggio prosegue con Iro, lungo i percorsi padani della Lombardia. Che bello! Oh, Iro, guarda dove ti ho portato. Siamo in Piazza Ducale, A Piazza Zuccare. a Vigevano.
Esatto. No, incredibile. Sì, l'ha fatta sempre Ludovico il Moro, quello della Sforzesca. Oh. Il re proprio. Guarda, è rinascimentale questa piazza. Guarda, ecco, tu conosci il Bramante? Bramante. Ah, una specie di farina di polenta? No, farina di polenta. Il Bramante è un grandissimo architetto, questa piazza l'ha fatta il Bramante, siamo nel Rinascimento, fine del 400. Allora, alle nostre spalle, guarda, quello è il Duomo, sì, quello è barocco, non c'entra niente con il Rinascimento, però guarda le arcate, guarda i portici. Sai quante sono queste colonne? Ma quanti? 84 colonne in Ah, questo così ponte. tantissimo. Sì, certo, ma perché sotto c'erano tutte le botteghe. Questa è la provincia agricola italiana, bellissima. Perfetto. Questo è il salotto, Ah, è il salotto salotto. della cittadina, meraviglia. Tu sai chi era Toscanini? Ma un panino toscano? No, Toscanini, grande musicista! Però Toscanini arriva qui e dice: questa piazza sembra una sinfonia su 4 lati. Perché guarda, il Rinascimento italiano che cos'è? Bello. Comunque, guarda per terra, sono i ciottoli del fiume Ticino. Ah, davvero? È arrivato da lì. Bellissimo. E allora adesso andiamo dalle parti del Ticino. Non vedo ora, davvero? Andiamo. Andiamo. Andiamo! Voglio far capire a Hiro da dove viene tutta questa bellezza. Voglio spiegargli che la ricchezza da queste parti è venuta dall'agricoltura e lo porto davanti a una marcita. Dove mi hai portato questo? Marcita, che brutto nome, Patrizio! Come brutto nome? La marcita è un momento essenziale dell'agricoltura. La marcita permetteva di fare anche, non so, 6, 9 raccolti di erba all'anno. È fondamentale No, la marcita. Patrizio, proprio non ho capito niente, proprio. Per far capire a un giapponese cos'è una marcita, mi tocca fargli un modellino. Non ne tieni qua, Io questa qua. tengo questo. Sì, no, non è quello il modellino, è questo. Guarda, abbiamo detto questa è pianura padana. Padana. Verde? Verde, perfetto. Sì. Adesso vedi questa pianura padana? È fatta un po' così, guarda. Questo fai conto che sia un canale. Perfetto. Questi sono degli altri canali. Perfetto. Ma questo è il canale principale. Bene. Perché qui arriva l'acqua. Se io del canale ad acquatore faccio arrivare l'acqua, lungo le ali, si chiamano ali, scorre sempre l'acqua. Ma un genio proprio. Ma certo, erano dei geni, erano i cistercensi, i monaci benedettini, no? L'acqua fa un po' da cappottino per la terra, tiene sempre una temperatura, per cui l'erba viene su tutto l'anno. I cistercensi benedettini hanno realizzato quest'idea geniale e da lì è cominciata la ricchezza dell'agricoltura padana. Erba tutto l'anno, tanto latte, tanto grana padano e poi tutto il resto. Volevo dire una cosa a Hiro, se permetti, Sì. sul nome, perché Marcio, sai, Sì. ci sono due definizioni. Uno proprio dal fatto che, come adesso, l'ultimo sfalcio veniva lasciato lì e marcire per fertilizzare in modo naturale il terreno e così in primavera c'era un primo taglio molto abbondante. O se no, l'altra versione è che il primo taglio veniva fatto a marzo e da lì il nome marcita. Ah, Vittorio è un camparo, l'angelo custode che mantiene le marcite. Ma le marcite non erano un ricordo del passato? Al giorno d'oggi, ma cosa servono le marcite? Le marcite hanno un'importanza fondamentale per l'ecosistema agrario. Dal punto di vista alimentazione e zootecnica vanno rivalutate. E un'altra cosa che non va dimenticata e che spesso invece viene dimenticata, la marcita, quando l'acqua non viene usata d'inverno da nessuna parte, serve a ricaricare la falda per la primavera. Bene, ciao Vittorio. Ciao Patrizio, ciao Hiro. grazie mille. Buon ritorno. Che bello, è un grande personaggio, veramente. Eh sì, è il Mamma mia. camparo. No, Hai ma visto? veramente è un vero uomo di questa terra. E proseguiamo verso il Parco del Ticino, che è l'artefice del recupero delle marcite. Lei è del parco? Ma perché il Parco del Ticino si ostina a tenere le marcite? Ma perché il parco è importante che collabori con gli agricoltori, noi lo facciamo ormai da tanti anni, bisogna lavorare con le aziende agricole, la marcita è un esempio, se noi ritorniamo insieme agli agricoltori a
dare dell'erba verde al bestiame c'è addirittura un vantaggio proprio per l'alimentazione umana e questo è importante, oltre al vantaggio ovviamente della marcita per la biodiversità. Grazie, grazie, gentilissimo. Buon lavoro. Io Dove siamo qui? stiamo arrivando al Parco Lombardo del Ticino. Parco di Picino, la No, pasta? Ticino, Ticino. Ah, Ticino. È un fiume. Ah, fiume. Parte dal Lago Maggiore e arriva fino al Po il Ticino. Addirittura? Così ah, lontano? Beh, così lontano, è un fiume importante della Lombardia. Eccoci qua. Ah, che bello! Proprio nella foresta. Eh sì, Qui hanno preservato la natura, però nel contempo hanno anche in qualche modo incoraggiato l'agricoltura. Addirittura. Sì, qua sono riusciti in questo miracolo mettere d'accordo gli agricoltori con i naturalisti. Eccoci arrivati. Ecco. Ecco, fermati. Sai, Astore, quando parte, poi non lo tieni più. Oh, fammi vedere dove siamo arrivati. La cosa particolare qua è che il parco in totale è 92.000 ettari e di questi 23.000 ettari sono a bosco. Ah, così grande proprio. Grande, sì. Il Parco del Ticino è stato creato nel 74. Tocca le province di Varese, Milano e Pavia. Protegge 50 specie di animali a rischio e ogni anno è visitato da più di 12.000 persone. È un baluardo contro l'eccessiva antropizzazione della pianura padana. Ciao Francesco, ti ho portato qua Iro e io so che in questo parco fate delle cose particolari. Sì, non le facciamo noi, le fanno le persone che vivono qui da anni, quindi noi non abbiamo fatto altro che salvaguardare anche queste tradizioni. Che storia ha il parco? È un parco che è nato per difendere questi posti, questi boschi. Sono gli unici boschi che troviamo in pianura padana, da Trieste fino ad arrivare a Torino. L'unico complesso di boschi è qui. E com'è successo? Fino al 74 qui si cacciava, poi è arrivato il parco e il parco ha abolito la caccia e sono arrivate le foreste. Iro, ma voi giapponesi cosa pensate della caccia? Ai giapponesi piace molto caccia di acero. Come caccia di acero? Cosa vuol dire? Che c'è un animale che si chiama acero? No, non mi risulta, Non però ti mi risulta? informo. No, la verità non è proprio caccia di acero, proprio si va a ammirare questa natura, meravigliosa natura della foresta. Posso andare a caccia Vai, di acero? c'hai 23 Ciao. ettari. Ciao. A dopo, non ti perdere. Ciao. Sì. Ecco, Francesco, io vorrei qui nel Parco del Ticino parlare un po' delle acque della pianura padana. Guarda, qui ci troviamo nel paradiso dell'acqua. E chi dà quest'acqua? Il fiume, il Ticino. Il Ticino. Grazie Francesco. Ciao Patrizio. Intanto che io cerco di raggiungere la riva del Ticino, Iro va a caccia dell'acero, va a fare momigari, come dicono i giapponesi, e incontra Ivan, il guardaboschi. Buongiorno, Scusami Chiede tanto, vi disturbo? dipende da cosa sta facendo. Sto cercando di fare caccia d'acero. Caccia? D'acero. Caccia? No, però per l'acero forse possiamo fare un'eccezione. Vieni, Pucca. Arrivato al fiume, vedo una strana scena. Ma non ci credo. Ma cosa fa quel signore là? Setaccia la sabbia del fiume, come facevano i cercatori d'oro ai tempi del Far West. Scusi, sa, non è che io ho un grande equilibrio, ma io non ci posso credere. Ma lei sta cercando l'oro davvero? Sì. Ma oggi, al giorno d'oggi, l'oro! Ma non siamo mica nel Klondike qua, siamo nel Parco del Ticino. Eppure proprio qui, lungo il Ticino, c'è da sempre una grande tradizione di cercatori d'oro. Ma come si fa a cercare l'oro nel Ticino? Tu prendi la sabbia là in mezzo al fiume, la metti in questo secchio e poi qui ti metti a filtrare perché la corrente è buona. Ma una bella pepita da mezzo chilo non ti è mai capitata? Qua in Italia è impossibile. Ma quest'oro da dove viene? E quest'oro è stato portato giù nella valle dai ghiacciai dell'era glaciale. Quando i ghiacciai si sono espansi e sono arrivati sulle Alpi, hanno macinato tutte le Alpi e nelle centinaia di migliaia di anni hanno portato giù tutto e riempito la pianura padana. Che bello quest'albero. Posso abbracciarlo? Certo.
E lui sarà molto contento. Ma quanti anni ha? E lui è uno dei nonni del bosco. Avrà 150 anni. Dicono che il bosco, se ti avvicini con rispetto, è contento. E che degli umani amano in modo particolare la risata. Gli piace la gente allegra. Incredibile, che meraviglia. Scusa Vittorio, la domanda può sembrare banale, ma perché lo fai? Cosa ci trovi? Il gusto di cercare l'oro, per stare in contatto con la natura. Sia io che mia moglie siamo stati i campioni del mondo dei cercatori d'oro. Io nella classe dei veterani e poi con la squadra nazionale italiana. Incredibile, direbbe Iro. Campionati internazionali per cercatori d'oro. E si vede che il signor Vittorio è un campione. Guarda, l'oro c'è davvero. Si è fermato tra le righe del filtro, dove l'acqua scorre e i grani pesanti si sedimentano. Adesso andiamo col piatto da cercatore e lo puliamo un attimo, così vi faccio vedere l'oro che c'è. Dai, brilla! Dai, si vede! È giallo! Sì, è giallo. L'oro del Ticino. È vero, è lì, si vede, brilla. E intanto anche Iro ha trovato nel bosco il suo tesoro. Eccolo. Finalmente abbiamo trovato acero argentato, bellissimo colore. Allora, inizio ho detto io voglio fare caccia d'acero. Si va a caccia di ammirare la bellezza della natura. Questo in Giappone si chiama momiji gari, caccia d'acero. Foglie d'acero giapponese si può mangiare, ingere nella pastella e poi friggere come se fosse tempura e confinare spolverato lo zucchero, quindi un tipico tradizionale dolce giapponese. Si chiama tempura di foglie d'acero. Siamo sul Ticino. Massimo, ma è meraviglioso. Ma viene sete qua. Com'è l'acqua del Ticino? L'acqua del Ticino è la linfa del mondo del Parco del Ticino. L'acqua del Ticino è limpida e viene voglia di berla, ma in pianura padana in generale i problemi non mancano. Senti, però io mi sono informato qua e allora l'Europa ci controlla e ha stabilito che solo il 43% dei fiumi italiani sono stati promossi, il resto no. Che problemi ha l'acqua della pianura padana? L'acqua della pianura padana ha dei fattori di inquinamento che sono legati fondamentalmente a due cause. Una è chiaramente le cause produttive e quindi gli scarichi produttivi, compresi quelli dell'agricoltura, e l'altra invece è quella degli scarichi umani, è un'area molto antropizzata. Allora, visto che il nostro è un viaggio nell'agricoltura padana, ricapitolando, cosa succede? Succede che se io continuo a coltivare su quel terreno lì la stessa roba, questo terreno si depaupera. E allora io, contadino, aggiungo azoto, potassio e fosforo che servono a sviluppare. E allora cosa succede? Succede che l'eccesso dell'utilizzo di questi componenti va a finire nelle falde, nei corsi d'acqua e poi arriva al fiume come inquinamento. E quindi è molto importante in quel caso agire in maniera consapevole, cioè usare le quantità necessarie, non le quantità eccessive di queste sostanze per far crescere le coltivazioni dei nostri agricoltori. Qui, per fare l'agricoltore dentro al parco, che regole deve rispettare? Ma è delle regole della buona agricoltura. A pranzo con alcuni dei produttori del Parco del Ticino, all'azienda La Fagiana. Dino Massignani, produttore, producono alla riserva San Massimo l'autentico riso Carnaroli. Sergio, produttore di caviale italiano. Maurizio, fattoria del pesce, produciamo trote nel Parco del Ticino. E questo? Questa è una schiacciatina con i legumi che coltiviamo sempre qui noi nel parco, favino, lupino, pisello con il sorgo, il riso e il mais. Ma quali regole devono rispettare gli agricoltori del parco? Non possiamo fare il cosiddetto deserto agricolo, no? Non possiamo fare tutta monocoltura di mais, tutta monocoltura di riso, tutta monocoltura di frumento, no. Intervallare nella stessa annata diversi piccoli appezzamenti uno vicino all'altro di colture diverse, tanti concimi naturali e pochi quelli chimici. La gestione è corretta delle acque, la risorsa idrica è molto importante, no? Per non sprecarla, per non inquinarla. Ma voi come parco cosa gli date in cambio? E noi abbiamo fatto tantissimo, gli abbiamo dato questo uccellino
questo uccellino che viene messo sui loro prodotti e che è un marchio di qualità ambientale. In cambio del rispetto per l'ambiente, il parco concede un marchio che in termini di marketing aumenta il valore dei prodotti, ma non solo. È una garanzia che noi vogliamo dare al consumatore che sceglie il nostro prodotto. Sapere che il parco tutela, aggrega le aziende e invoglia altre aziende a partecipare a questo consorzio è sicuramente un piacere, perché è un contesto bellissimo. Vogliamo dare alle future generazioni non solo la terra, ma in questo caso anche le acque più pulite possibile, in modo che possano rigenerarsi e creare nuova vita. Produttori e consumatori, uniti nella lotta per l'ambiente, che il parco porta avanti con iniziative molto concrete. Incubatoio ittico. Ma che cos'è questo posto? Ma questo è l'incubatoio del Parco del Ticino. Entra che ti faccio vedere. Andiamo a vedere. Noi alleviamo specie particolari. Sono 3 specie di storione che sono esclusive del bacino del fiume Po e che ormai sono praticamente quasi estinte in natura, e qui noi stiamo cercando di allevarle per conservarle. Lo storione ha una storia lunga. Con la scusa che è buonissimo da mangiare e che produce il famoso caviale, è stato molto pescato e ha rappresentato una fonte di sostentamento per la gente del fiume. Poi è stato anche molto minacciato dalle specie aliene, dall'inquinamento e dalla regolazione artificiale dei fiumi. Allora, incubatoio di questo, come funziona? Sono 4 vasche che servono per lo svezzamento dei primi stadi dello storione cobice. Poi si vede invece da questa parte questa struttura che serve ad alimentare gli storioni nelle prime fasi di vita. Dopo la riproduzione, ovviamente vengono rilasciati nella natura, vero? Vanno cresciuti fino a circa 1 chilo di peso. Questo avviene nell'allevamento del Parco del Ticino, che è a Castelnuovo, è un altro sito. Dopodiché da lì vengono liberati nel fiume Ticino. Iro! Ehi! Ma perché hai voluto andare giù di qua? E siamo venuti qui a trovare Storione. Storione? Storione. Non ti preoccupare, Patrizio. Vada, vada, vada. Vada dove? Avanti, avanti. Ciao, ciao. Ciao Monica. Ecco qua, ho detto, no? Siamo arrivati qui con Patrizio insieme. Ma sei arrivato fino qui? Questo è un luogo un po' nascosto ma importantissimo per noi. È l'allevamento di Castelnuovo, dove diventano più grandi, dove si accrescono gli storioni che Iro ha già visto piccolini all'incubatoio della Faggiana. Io ho bellissima idea adesso uscito. Posso comprare questo storione per realizzare una ricetta? Una ricetta? No! No? Ma no, ma questi sono delle specie rarissime, si stanno estinguendo. Dai, no. No. Fanno tutto qua per vergogna, è venuto del Giappone. No. Qua. Scusi. Ecco, però, sì. Pensa che proprio per questo motivo ormai ce ne sono così pochi. Ecco, Monica, ma voi avete evidenza, no, che questi storioni poi hanno attraversato tutto il corso del Po e poi sono arrivati all'Adriatico? Certo, abbiamo già le prime segnalazioni. Finalmente i nostri pesci, i nostri storioni hanno ripreso le vie naturali, possono scendere verso il mare e risalire, e abbiamo avuto evidenza di questo. Dov'è Iro? No. Senti, secondo me Iro è andato in pescheria. Iro, dai, che figura! Il giorno dopo, anzi, alba del giorno dopo. Come mai mi hai fatto svegliare così mattina presto, così umido, fa freddo, mamma mia, ghiacciato? Ma perché dovevamo venire a vedere la stalla, Iro? È importante, scusa, tu sei qui per studiare i prodotti. Certo.
Quindi per capire come fanno le vacche a fare il latte per poi fare il formaggio, bisogna capire quali prelibatezze mangiano. Le vacche, Patrizio, le vacche mangiano molto bene, più di noi, Una cosa è sicura, che hanno una dieta molto più controllata della nostra. Ma veramente senti questo profumo? Ma posso mangiare, Patrizio? Male non ti fa. Non fa male, però va bene, comunque lasciamo colazione a loro, dai. Siete felici, Mamma mia! Cerco di convincere Iro ad interessarsi al grande mondo della stalla facendo leva sul suo essere chef. Iro, questa è proprio la cucina per la colazione della vacca da latte. Ecco qua, quindi qui c'è la ricetta segreta, quindi... La ricetta non è segreta, è scritta sul disciplinare del grana padano. Secondo il disciplinare... Bravo, disciplina, il 75% di quello che mangiano le vacche deve essere prodotto qua, in questa zona. Ma dai! Importante! I prodotti a denominazione di origine protetta, DOP, sono per definizione legati a un territorio. Spiega Iro che è chef. Sì, curioso, voglio capire cosa c'è dentro. Gli ingredienti. Sì, bravo. Cominciamo da quella là. Erba medica. L'antipasto consiste in un letto di insalata a base di erba medica, decorazione a base di fieno e ciuffetti di loietto maggese, cioè raccolto a maggio. Questo che cos'è? Nucleo. Un minestrone a base di barbabietole, crusca, semi di girasole, soia, cotone, soia, bicarbonato e calcio. Questo è proprio energia. E poi arriviamo a questo. Alla fine il dessert è insilato di mais, trinciato e messo a fermentare nei silos. Io già sapevo. Perché Giuseppe? Perché io vengo da paese di fermenti. Giappone, fermentazione è fondamentale per mantenere la nostra salute. E quindi io già sapevo, qui c'è Giappone. Iro, un commento da cuoco, da chef. Cosa ti pare della ricetta? Ma incredibile, questo ingredienti, miscela di questi ingredienti. Nasce ottimo latte e poi diventa addirittura formaggio. Grana padana. Un capolavoro secondo me. Sapevo che con la scusa della cucina Iro si sarebbe coinvolto. Mamma mia! Ragazze, mangiate tanto, Come state? Sonia, ho capito bene, voi siete tre sorelle. Sì. Sonia, Milena, Claudia. Sì. Siamo in un'azienda a gestione familiare, anzi matriarcale. Il babbo Mario avrebbe voluto tanto un maschio. Sì, avrebbe voluto il maschio, ma è contentissimo di noi donne. Abbiamo fatto tutte femmine e siamo in una casa, una famiglia di femmine e praticamente quando siamo a pranzo dal papà e dalla mamma siamo 10 donne e un unico maschio è lui. Però quando le chiedo com'è il rapporto col padre, Senti, com'è il rapporto le con il scappa da babbo? ridere. No dai, diciamo... No, non ti preoccupare. È No, bene normale, Sì, è normale, dai. Mi devono lasciare quel che viene. Io delle volte sono contentissimo che una volta ogni tanto mi fanno la torta, delle volte sono un po' malinconico, allora vado a dormire. Sono sincero. Va a dormire. Sei malinconico, non disturba. Assolutamente. È un buon carattere. Cos'è? Vostro? Cos'è questo? 100 anni ha questa cascina. La cascina questo? Sì, l'hanno fatta 100 anni fa. È la vecchia cascina perfettamente restaurata, dove in pratica convivono 4 famiglie, come una volta. Era la corte agricola familiare patriarcale, solo che qua c'è solo un babbo, Mario, e tutte donne. Mario e Iro ormai sono amiconi. Mario insegna a Iro a scopare la stalla. Mario! Pesantissimo questo! Poi Iro prova ad aiutare Mario. Ho mal di schiena, mal di ginocchio, fa freddo. Poi passano agli scherzi. Mario alle 7 della mattina fa bere a Iro la grappa al posto dell'acqua. Fuoco! Dopodiché fa una cosa pericolosissima. Assaggi questo latte. Vorrebbe fargli bere il latte. Questo è fiocco di latte. No, fermi tutti! No, Iro, no! Ma no!
Ma Mario, lui è giapponese, è una questione genetica. Lui non ha la lattasi, si chiama. Cioè non ha l'enzima per digerire il latte, dico bene. Infatti di solito i giapponesi non riescono a bere il latte, ma io voglio provare perché questo latte è speciale. No, allora tu puoi nel caso mangiare il grana padano perché le bestioline hanno digerito il lattosio e allora non c'è più e allora tu puoi mangiare. No, questa è cattiveria, io voglio bere latte. Ma Hiro non desiste. Dov'è il bagno? Bagno, ce l'ha. Speriamo che non gli venga male al pancino lungo la strada. Ciao, presto! Ciao! Slotulus padane! Hiro, una brevissima sosta qui in questa cascina, si chiama Cascina Caremma, molto interessante, è un'azienda interessante, un'azienda diciamo multifunzionale, hanno anche agriturismo, hanno addirittura una spa. Addirittura? No, io vorrei che tu vedessi queste vacche perché poi ti porto a vedere un'altra vacca che è molto particolare. Però dai, Patri, è la spa, io voglio stare qui. Basta, vacca, sempre vacca. Ma sono vacche ma sono particolari. stanco, fa freddo, ci vuole un po' di coccole. E io vado a vedere la vacca varzese, che è una cosa meravigliosa, e ti ripasso a prendere dopo. Ciao, allora Patrizio, salutami la tua vacca speciale. Sì. Ciao. Certo, Hiro non ha tutti i torti. Questa cascina è famosa per trasformare i prodotti agricoli in puro benessere. Ma io non posso rinunciare all'incontro ravvicinato con la vacca varzese. Devo avvicinarmi con cautela. Questa varzese vive allo stato semibrado in questo vastissimo recinto ed è molto timida. Vieni. Secondo me è dal colore della vacca varzese, guarda, è simile al mantello. Sono due. Quella rossastra è la sorellastra, è una limousine, ma non mi interessa. La mia varzese è quella più chiara. La varzese era detta la bionda. Il mantello fromentino, che è questo colore inqualificabile, color della mia tuta, è uguale, siamo uguali io e la vacca. Si fa avvicinare solo dai ragazzi del parco che conosce bene, ma anch'io vorrei accarezzarla. Le provo tutte. Ma no, la limousine si mette in mezzo. La varzese non mi dà confidenza. Forse per il colore della mia tuta mi ha scambiato per un toro eccitato. Oh, che terribile equivoco. Niente da fare. Forse qui. Oh, che meraviglia! Che meraviglia, la varzese, che è una razza autoctona locale legata a questo territorio. Voi state facendo di tutto per salvare questa razza. Sì, è una razza in via di estinzione e lo scopo del Parco del Ticino invece è di preservare il patrimonio genetico di questa razza. Io so che dopo la guerra erano 45.000 capi, adesso invece poi nel 2000 erano arrivati a 50. Sì, ce ne sono veramente poche, noi abbiamo 5 esemplari, adesso in realtà qui al Pascolo Geraci ne vedi solo una. Fale un'inquadratura, guarda com'è bella, com'è fiera, coi suoi cornini. Vediamo che caratteristiche ha. Allora, si dice è a triplice attitudine, cioè era buona per tirare l'aratro, per fare i lavori, era buona perché produceva e produce carne e produce anche latte. Certo, è un latte giallo che dà origine a un formaggio giallo, Sì. perché la sua alimentazione ovviamente va a modificare anche il latte che produce. Peccato che Hiro non sia qui per approfondire la questione del latte speciale della varzese, ricco di grassi e proteine. Ecco, finalmente sono arrivato in paradiso, il bagno al latte. Quest'acqua, guardate bene, quest'acqua fatta con amido di riso, ovviamente bio, e latte vaccino bio. Fa benissimo per la pelle.
diventa liscia come un bambino. Fin da bambina vitellina, la Varzese è rustica, robusta, lavorava in risaia e non soffriva di reumatismi. Ecco, poi da un punto di vista genetico può essere utile salvare la Varzese? È una vacca che è più piccolina, produce meno, però è importantissima. Bisogna avere assolutamente sul nostro territorio questa vacca che comunque ha origini qui da noi. Però in realtà io sono veramente emozionato perché è il mio animale preferito. Io, al di là della mia moto, amo questo animale. La Varzese è slow, proprio come la mia moto Astore. Ma del resto, se è vero come è vero che questo mondo deve darsi una calmata, il fast ha fallito. Il futuro è slow. Ecco, qui anche c'è il bagno del rubino. Oggi, ecco qua, utilizziamo il rubino rosso di fresa, il Caremma 2019. Il vino rosso si utilizza da antichi romani, addirittura 2000 anni fa, perché il vino rosso contiene tantissimo polifenolo, quindi antiossidante. Sì, infatti questo bagno fa benissimo. Mi sento il re della pianura padana. Ciao! Ecco, Patrizio! Oh, Iro, allora? Stai bene? Com'è andata? No, mi sono divertito tanto, tantissimo, Senti, che profumo di un po' di... Sai di latte? Sì. Tanto valeva che E invece tu, Patri? No, guarda, con la vacca Varzere è stato praticamente un amore. No, lascia Sali perdere, che dai, ripartiamo. su. Perché ho fatto il bagno al latte? Guarda, Iro, un'altra moto. Mamma mia, che bello, incredibile. Ciao. Salve. Questa è la pronipote della mia, ma sono parenti, sì. Mi sembra più bella questa moto. Non è più bella. Il suo amico mi sta più simpatico. Vabbè, ma è giapponese, sai, sono modernisti. Ah, piacere, Grande Filippo. piacere. Konnichiwa. Sono io, Filippo, bravo. sì, Patrizio, Iro, cercavamo un posto dove cenare. Beh, ma avete appena sorpassato la mia cascina, seguitemi. Sì, però c'è una complicazione. Iro qui è Sì. chef e vorrebbe cucinare quello che noi mangiamo. Ah, se vuole cucinarci qualcosa, meglio ancora. La Grazie. cucina è a disposizione. Non vedo ora di cucinare. Dai, andiamo, Dai, seguitemi. Intanto che Iro va in cucina, io chiacchiero con Filippo, che rappresenta un tipico caso di neocontadino. Il nonno si occupava di latte e formaggio, i suoi genitori invece hanno fatto tutt'altro, ma lui viceversa ha deciso di tornare alla terra, ma con idee innovative. L'agricoltura di 30 anni fa si faceva diversamente, adesso delle idee nuove. Ricapitolando, il grano e i cereali non valgono più niente, allora l'idea è di sfruttarli per fare la birra. Esatto, noi qua coltiviamo orzo, frumento, luppolo, che poi lavorati sempre all'interno dell'azienda agricola, perché il birrificio è qua alle mie spalle, diventano il prodotto finito. Qua sotto è ricco d'acqua, quindi l'azienda agricola non è mai stata servita dall'acquedotto, perché tutt'oggi noi abbiamo acqua potabile che preleviamo direttamente dalla falda che sta qua sotto. Quindi non dirmi che tu la tua birra la fai con la tua acqua? Sì. Quella di Filippo quindi non è semplicemente birra artigianale, è birra agricola, legata al territorio, prodotta totalmente nella sua azienda, dai cereali al luppolo e addirittura all'acqua. Oggi voglio fare la tempura padana. Tempura padana! Beh, ma il viaggio è servito a qualcosa. Cucina nippo-padana, a base di storione, farina, uova, patate, prosciutto di Parma e grana padano. Prima cosa da fare è la pastella di tempura padana. Dopo aver sbattuto un uovo intero, preparare una bacinella d'acqua fredda, versare poco uovo e amalgamare. In questo momento stiamo realizzando acqua aromatizzata all'uovo. Poi si aggiunge la farina. Tocco finale grana padano. Che profumo incredibile! La pastella di tempura padana è pronta. Lasciare riposare per 10 minuti. Nel tempo della tempura io sono curioso di vedere come si fa la birra. Allora, tutto
Tutto comincia dall'orzo. Ma come si arriva dall'orzo alla birra? Partiamo dalla trasformazione dell'orzo in malto. Una volta che abbiamo il malto lo maciniamo in un mulino come questo e dopodiché si passa direttamente all'ammostamento. Come si passa dall'orzo al malto? Abbiamo il nostro chicco d'orzo, viene messo in un ambiente umido, comincia la germinazione, quando compare la radichetta sono comparsi nell'orzo quegli enzimi che poi noi utilizzeremo in fase di fermentazione. Quindi il povero orzo, appena messo fuori la radichetta, tu lo cuoci, è così, lo scaldi. È così, è un mondo crudele. Quindi cuocendo il malto si ottiene il mosto. Ma adesso però bisogna farlo raffreddare e riposare. E Iro, col suo storione padano, a che punto è? Che bellissimo filetto di storione! C'è la fase della immancabile sfilettatura sashimica, con precisione maniacale nipponica. Quindi si avvolgono i filetti di storione nel prosciutto di Parma. Arrotolare come in bordini. Preparazione di storione è pronto. Prepariamo la patata. Affettare sottilmente una patata selinella. Allora friggiamo. Ma perché adesso ci mette altra farina? Così possiamo ottenere umidità interno e poi possiamo ottenere croccantezza fuori. Bagnetto degli involtini nella pastella. Intingere alla perfezione e poi mettiamo dentro olio. Sembra facile, ma c'è il segreto. Bisogna versare altra pastella attorno agli involtini. La si chiama la fioritura, tipico metodo di fritura giapponese. La tempura deve avere la fioritura. Friggere da 3 a 6 minuti, quanto basta? Che bellezza! Qui al birrificio Jens, il mastro birraio danese, mi svela il segreto della maltazione. Succede che insieme del malto cominciano a mangiare l'amido e trasforma in zucchero. Gli enzimi, cioè sono delle bestioline che cosa fanno? Prendono praticamente l'amido e lo trasformano in zucchero. E dopo? E dopo dobbiamo filtrare. Qua sotto c'è un... No, non aprire! Ah, no, temevo che uscisse tutta la birra. No. Qua in fondo c'è un filtro dove il mosto va sotto e va trasferito in questo tino qua. Allora, il mosto filtrato va là. Dove aggiungono il luppolo? Il luppolo è un fiore che è quello che dà l'amaro e anche aroma alla birra. Filippo è uno dei pochi in Italia a coltivarsi il suo luppolo. Più luppolo ci metto, più diventa amara la birra? Assolutamente sì. Poi c'è la fase della fermentazione. Ci sono appunto i lieviti che mangiano lo zucchero e lo trasformano in alcol e anidride carbonica. E quanto tempo rimane qua? Più o meno 2 settimane. 2 settimane. A questo punto la birra è assaggiabile, manca solo un po' di fermentazione in bottiglia. Dai, e questa che birra è? Questa è una birra di Natale. Una birra di Natale? Sì. Ma posso assaggiarla? Assolutamente, è prontissima. Come si dice in danese? Skål. Skål. La birra è pronta e il tempura anche. Tocco finale, non manca mai questa zona. Aceto balsamico. Geniale, padano! L'aceto balsamico di Modena al posto della soia. Piatto pronto. Tempura padana. Buona, leggera. Oh, Iro! Con Iro finisce in bellezza. Con tempura nippo padana e birra agricola. La bionda. Prima di salutarci. Padri! Iro! Su questo ponte di Pavia ti saluto e vado via. È una vera ingiustizia. Son già pien di nostalgia. Mamma mia, sembra sei una poeta. Ma però mi sembra, Patri, un rapper padano. Rapper padano, ok. Ho imparato tante belle cose, ringrazio tanto. Comunque, Patrizio, posso fare un ringraziamento giapponese? Ma certo. Dai, mettiamo mano così, insieme. Arigato! Ah, questa la sapevo anch'io. Ciao Iro. Ciao, grazie, ciao Patrizio. Alla prossima. Ciao. Iro. Il casco. È vero. Grazie. Ciao. Ciao Iro. E il tour padano continua. Continua in una prossima puntata, purtroppo senza Iro.